L'illegalità era il mio mestiere. Uscivo spinto da qualcosa di furioso che mi soffiava alle spalle, affamato di preda e violento come un animale che non ha abbastanza spazio. Era come se caricassi la città. Maurizio sapeva guidare e rubare qualsiasi macchina. Se avesse avuto più coraggio in migliori occasioni, magari sarebbe diventato un buon pilota da competizione. Ma come molti di noi non ebbe abbastanza di tutto questo e riuscì a perfezionarsi soltanto come ladro d'auto. Poteva rubarne anche 10 in una notte e dai carrozzieri del giro riceveva più ordinazioni di chiunque altro. Mi chiesi di farmi da autista. Se rischi. Mi sentivo eccitato e in caccia. Frugavo i marciapiedi, le strade, dovunque, alla ricerca dell'obiettivo. Per BMW, vai, quello è il signorotto. Andiamo, famoso. Ho fatto montare un altro motore. Quello da prima non mi piaceva. Balla un po' però. Lo senti come balla? Balla, balla, però corre. Dai, va. Tacci sua. Boni, che lo piamo. Dove va? Dove cazzo va? Pure Roberto sta imborgato. Ma sta peggio di noi. Via in baracca con una moglie in fio. E se muore di fame. Lui è già stato dentro. Nel 78, 18 giorni. Cercavano quelli che hanno rapito Moro e mi hanno beccato a me. A me de Moro me ne fregava niente, ma c'avevo un po' di gomma in macchina. Gli ho chiesto se andava di lavorare con me. Il lavoro come il tuo alla fine si paga sempre. Roberto veniva con noi perché aveva bisogno, non per le rapine. Per me era diverso. Io ero in guerra. Un po' di roba per me. E perché? Che sarà una tragedia. Sentite, io sono un giornalista, li capisco, ragazzi. Tira fuori tutto, veloce, veloce. Andiamo. Che bevi per culo, sbrigati, andiamo. Dove cazzo? Aiuti! Dove vai? Dove cazzo? Dove cazzo? Vieni fuori. Vieni fuori. Cammina. Stai fermo così, non te devi muovere, Stai buono così. Buono. Stai buono, l'ho detto. Fuori, dai! Fuori, andiamo, fuori! Chiamate la polizia! Chiamate la polizia! Sta zitti!